Si potranno usare i fondi Next Generation Europe destinati a lasciare ai nostri figli un mondo migliore rispetto a quello che stanno vivendo per il completamento dell'idrovia Padova-Venezia. Il parere favorevole del governo italiano, rappresentato dal sottosegretario veneto Pierpaolo Baretta, è stato ottenuto dopo un intervento alla Camera del deputato padovano Roberto Caon. Cosa meglio lasciare ai nostri figli che un territorio messo in sicurezza, sottosegretario? Qua è proprio, entra dentro a pieno merito e a pieno titolo a questi tipo di finanziamento. Il territorio del bacino Bacchiglione-Brenta da decenni aspetta il completamento di un'opera prioritaria che garantirebbe la sicurezza di 3 milioni di cittadini e di molte realtà produttive che su quest'area insistono. Se non mettiamo in sicurezza queste attività produttive diventerà o può diventare un problema per tutto il Paese. Perciò io penso che questa opera sia un'opera prioritaria, perché è inutile, sottosegretario, che domani andiamo a sovvenzionare quelle aziende, che quelle stesse aziende magari qualche anno dopo o qualche mese dopo se le troviamo inondate o sott'acqua.